E Tamiliotto, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Insignito Onorificenze Cavalleresche, ANIOC, oggi avete deciso di ricordare l'8 marzo con una cerimonia qui presso la caserma dei Carabinieri, coinvolgendo tutte le forze dell'ordine. La bellezza della modifica all'articolo 51 della Costituzione e ci impone di ricordare in questo giorno solenne dedicato alla donna quelle figure femminili che fanno parte di tutte le forze militari esistenti nel territorio italiano, donne che si spendono per delle cause importanti, ma che lasciano il segno per rafforzare la potenza della sensibilità di una donna. La donna carabiniere ormai è una realtà in tutti i territori, non solo ad Agrigento. Oggi festeggiate questa festa. Ecco, la sua esperienza. Io sono molto orgogliosa del percorso che ho intrapreso ormai diversi anni fa. Entrare nell'Arma dei Carabinieri per me è stata un'opportunità fondamentale, mi ha dato occasioni di crescita poi in tutto il territorio nazionale, quindi in questi anni in cui sono entrate le donne erano già nell'Arma dei Carabinieri, quello che ho potuto trovare è sempre stato un ambiente propositivo in cui si è potuto lavorare, collaborare, interagire sempre per i fini istituzionali e il bene comune. Oggi cosa rappresenta l'8 marzo per le forze di polizia? Stiamo vedendo questa commemorazione qui alla caserma dei Carabinieri in collaborazione con tutte le forze dell'ordine. Ecco, per una donna il significato. Allora, adesso come adesso, già nel 2025, festeggiare questa data è importante solamente perché pensiamo al passato, quindi a tutto quello che hanno dovuto trascorrere le nostre donne prima di noi per ottenere quello che noi adesso abbiamo, anche perché non c'è una differenza sostanziale tra il nostro ruolo e il ruolo dei colleghi maschi, quindi siamo arrivati ad una parità che ci consente di raggiungere tutti i livelli, quindi tutte le cariche. Ed è bene però ricordare che tutto quello che noi abbiamo è grazie al sacrificio che hanno fatto le nostre donne prima di noi e quindi per questo dobbiamo sempre ricordarle. Perché festeggiare l'8 marzo, la festa della donna? Secondo me non è festeggiare, io non la vedrei come una festa, io vedo questa ricorrenza come un ricordo e quindi un rispetto di quello che c'è stato nel passato ed è bene anche far capire alle nuove generazioni che tutto quello che loro hanno non è così scontato, quindi basta pensare alle nostre nonne, a come vivevano, nella loro differenza rispetto a noi e quindi è importante far capire che quello che noi abbiamo è frutto di tanti sacrifici. Colonnello, oggi qui volete ricordare con questa manifestazione in collaborazione con l'ANIOC l'8 marzo? Sì, una giornata dedicata alle donne, dedicata a donne professioniste che racconteranno le loro storie di realizzazione professionale e personale, per cui ci daranno l'opportunità di dare una testimonianza diretta di una storia che inizia 25 anni fa per le forze armate, con l'ingresso delle prime donne all'interno della nostra istituzione. Quindi una realtà che è divenuta dimensione quotidiana. Oggi parlerà il nostro comandante della compagnia, che è donna, e quindi diciamo è la testimonianza più realistica di quello che è il ruolo attualmente delle donne all'interno delle forze armate, che è un ruolo di assoluto primo piano e che garantisce alla stessa istituzione di poter avvalersi di questo apporto fondamentale.